Prefazione di Lucacio di Dorian Gray. L'artista è cui fa nascere cose belle. Rivelare l'arte e ammucciare l'artista è lo fine dell'arte. Lo critico è chi duca può tradurre in un'altra forma, in un nuovo materiale, la sua percezione delle cose belle. La più alta come la più vascia forma di critica è una specie di autobiografia. Chi che trovano significate tinte in delle cose belle sono corrompute senza essere fascinose. Chi sta in una curva. Chi che trovano belle significate in delle cose belle sono le persone colte. Per queste c'è speranza. Idde sono le lette che le belle cose significano solo bellezza. Non c'è libro morale o immorale. Le libra sono scrivute buone o scrivute tinte. Questo è tutto. La contrarietà dello XIX secolo allo realismo è la raggia di Calebano che vide la sua stessa faccia in dello specchio. La contrarietà dello XIX secolo allo romanticismo è la raggia di Calebano che non vide la sua stessa faccia in dello specchio. La vita morale dell'uomo è parte dello soggetto della materia dell'artista, ma la moralità dell'arte consiste nell'uso perfetto di un mezzo imperfetto. Non ci sono artisti che vanno provare quale è cosa, ma anche le cose che sono vere possono essere provate. Non c'è un artista che ha un intento morale. Una simpatia morale in un artista è un intento stilistico che non si può perdonare. Pensiero e lingua sono per l'artista strumenti d'arte, vizio e virtù sono per l'artista materiale d'arte. Dallo punto di vista della forma, lo modello di tutta l'arte è l'arte dello musicista. Dallo punto di vista dello sentimento, lo modello è la maestria dell'attore. Tutta l'arte è allo stesso tempo superficie e simbolo. Chi che scinnano sotto la superficie lo fanno a suo pericolo. L'arte a rispecchiare lo spettatore, non la vita. La diversità dell'opinione sopra un'opera d'arte ammostra che l'opera è nuova, complicata e vitale. Potremmo perdonare all'uomo di aver fatto una cosa utile se non ci piace. La sola scusa per aver fatto una cosa inutile è che ci piace assai. Tutta l'arte è tutta para inutile.